associazioni per la casa a Ca' Farsetti, il Consiglio Comunale è stato occupato per chiedere una soluzione ai problemi abitativi di Venezia. L'amministrazione denuncerà i partecipanti. Litigando con i vicini di casa, un 44enne ha dato in escandescenze minacciandoli con un fucile a pompa in garage, aveva altre armi. Denunciato. Denunciato anche il 46enne rumeno che prima di Pasqua aveva aggredito Monica Poli perché lo stava smascherando al grido di "attenzione, pickpocket". Superata la crisi di maggioranza, Chioggia, il sindaco Armelao ha presentato le novità della giunta che amministrerà la città dopo l'uscita di Fratelli d'Italia. La giunta regionale ha approvato il nuovo piano energetico da oltre 7 miliardi, investimento in rinnovabili e tutela dell'ambiente, avanti con idrogeno verde e nuove tecnologie. Attenzione alta a Mestre per la festa di fine Ramadan, la preoccupazione è che le due faide che stanno seminando il terrore possano creare problemi. La comunità bengalese ha chiesto la presenza delle forze dell'ordine. Uno dei licei più rappresentativi della città festeggia 100 anni di storia, tra gli appuntamenti la presentazione di un documentario per riflettere sull'immigrazione. Buonasera, bentrovate, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Prima di cominciare con le notizie, come di consueto, comincio con il proporvi il nostro sondaggio di questa sera, il cui esito verrà svelato a Ring a partire dalle 21. Parliamo di sicurezza stradale e ultra ottantenni al volante. La tragedia di Castelcucco, con un novantenne che ha travolto e ucciso un ciclista, riporta in primo piano il tema delle patenti rinnovate agli anziani. Allora vi chiediamo, serve secondo voi un limite d'età per la patente? Sia allo 0422 16 26 69 1, no allo 0422 16 26 69 0. L'esito a partire dalle 21 questa sera sul Ring con il nostro Nicola Zanetti. Noi cominciamo con le notizie, lo avete sentito dai nostri titoli. In primo piano il raid delle associazioni per la casa a Ca' Farsetti. In mattinata il Consiglio Comunale è stato occupato per chiedere una soluzione ai problemi abitativi a Venezia. L'amministrazione ha annunciato che denuncerà i partecipanti. Oggi sul tavolo del Consiglio Comunale c'è il problema della casa e della residenzialità a Venezia, ma la seduta è tutt'altro che ufficiale. Anzi, l'amministrazione comunale ha già fatto sapere che procederà a denunciare i partecipanti alle autorità competenti. Sono da poco passate le 9 del mattino quando attivisti di associazioni per la casa e universitari, per la maggior parte donne e ragazze, entrano a Ca' Farsetti per un'occupazione che dura circa un'ora. La sala consiliare è vuota. Oggi in programma non c'è niente. La commissione che deve trattare l'ospedale di Venezia si fa a Mestre. I manifestanti occupano i posti della giunta. Noi siamo qua per protestare pacificamente verso una situazione che sta degenerando in città, che è l'emergenza abitativa. Abbiamo qua tanti utenti, purtroppo, anche gente che lavora senza fissa dimora, perché siamo in emergenza sociale in tutto il paese e soprattutto nella nostra città. Noi vogliamo un'altra gestione di questa città, non vogliamo più una gestione di un sindaco che continua a porre al centro il turismo, vogliamo un sindaco che ponga al centro i cittadini e le cittadine. Chiediamo case e chiediamo servizi. Noi come studenti vediamo benissimo i problemi che ci sono a livello residenziale, paghiamo degli affitti veramente troppo alti, nel privato i prezzi sono veramente incredibili e tra l'altro molti di noi pagano in nero. Nella protesta c'è spazio anche per il contributo d'accesso, contro il quale ci sarà una manifestazione il 25 aprile. Verso le 10:30 la sala consiliare è già vuota. In una nota diffusa nel pomeriggio dal Comune si parla di un atto grave e intimidatorio e di denunce dei partecipanti all'autorità competente. I piantoni, si legge, sono stati letteralmente aggrediti da questi facinorosi. È l'esempio del partito del no che con la primavera si è risvegliato per impedire a questa città di guardare al futuro dei propri figli e dei propri nipoti. Io è da 16 anni che sto facendo bandi. Ogni volta c'è sempre una scusa, o l'ISEE è troppo basso per social housing o perché appunto manca un dato, insomma hanno sempre 3.000 scuse. Nel 2019 ho avuto uno sfratto per morosità comunque incolpevole, fortunatamente con quello sono riuscita a fare la richiesta per la casa appunto che mi è stata data, sono comunque 109esima e sono attualmente invalida al 100%. A Dolo adesso una lite tra vicini finita a minacce, pensate, con un fucile.
Una discussione tra vicini di casa nei giorni scorsi a Dolo ha rischiato di degenerare quando un 44enne ha preso il fucile a pompa minacciando gli altri. L'arrivo dei carabinieri ha riportato la situazione alla normalità, ma l'uomo è stato denunciato. Nel suo garage, infatti, i militari hanno anche trovato un altro fucile a pompa e una pistola, custoditi senza le precauzioni previste dalla legge. Quindi ora dovrà rispondere di minaccia aggravata, porto abusivo di armi e munizioni, oltre omessa custodia d'armi. La vicenda si inserisce nell'ambito dei controlli organizzati dai carabinieri in occasione delle feste pasquali, che hanno portato a denunciare altre persone. Un 40enne di Pianiga che dopo aver alzato un po' troppo il gomito si è rivolto ai militari con frasi ingiuriose all'interno di un bar, un 25enne di Chioggia che non ha rispettato gli obblighi di sorveglianza speciale, un minore trovato con una mazza da baseball nascosta sotto gli abiti e 4 giovani per guida in stato di ebbrezza. Sono state inoltre segnalate alla prefettura 5 persone, tra cui un minorenne, per possesso di piccole quantità di droga. E i carabinieri di Venezia hanno denunciato un 46enne romeno considerato il presunto autore dell'aggressione avvenuta prima di Pasqua ai danni di Monica Poli, una delle cittadine più attive in città nella lotta ai borseggi. Proprio mentre lei lo segnalava e lo riprendeva col cellulare, lui avrebbe infatti reagito in modo violento, spintonandola e cercando di portarle via lo smartphone. La donna è riuscita a divincolarsi, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze. In seguito ha presentato denuncia. Una volta accertata la dinamica dei fatti, l'uomo è stato dunque denunciato per reato di percosse. E noi passiamo alla politica. A Chioggia superata la crisi di maggioranza. Non è che cambia molto, noi abbiamo a cuore le sorti di Chioggia, abbiamo già in testa tutto quello che c'è da fare nel programma, c'è stata anche una condivisione, al di là delle deleghe o delle persone, c'è stata anche una condivisione appunto del programma elettorale. È sereno Mauro Armelao, le nubi che si erano addensate sul futuro della sua maggioranza si sono dissolte con l'uscita di Fratelli d'Italia e il primo cittadino presenta le novità della squadra con cui concluderà il mandato. Uscita da Fratelli d'Italia, Elena Zennaro rimane in giunta come vice sindaco da Civica. In maggioranza entra Energia Civica, che con Maria Rosa Bosco-Lochio ha l'assessorato che si occupa tra l'altro di urbanistica e viabilità. E abbiamo sempre detto che ci confrontiamo sui problemi, ci confrontiamo sugli obiettivi e non chiudiamo a niente e a nessuno. E su questo, parlando con il sindaco, ci ha prospettato, visto la loro crisi di giunta, ci ha prospettato di poter lavorare assieme su un patto programmatico e su questo ci abbiamo lavorato abbastanza, intensamente, abbiamo condiviso appunto alcune priorità e soprattutto un metodo di lavoro. L'altro nuovo assessore è Riccardo Griguolo, anche lui in forza ad una Civica, Chioggia protagonista, già in maggioranza, con deleghe tra l'altro a commercio e turismo. C'è la stagione alle porte, quindi abbiamo già chiesto un incontro, è stato mandato l'invito a tutte quante le categorie turistiche per incontrarsi e sbrigarsi, diciamo, e dare inizio a quello che può essere il calendario delle proposte per quest'estate e non solo. Anche il sindaco Mauro Armelao traccia le priorità che impegneranno l'amministrazione comunale fino alla scadenza elettorale. Sbarramento del cuneo salino sul fiume Brenta, spostamento del mercato ittico, vertiporto e poi adesso abbiamo anche una corsa contro il tempo per la sistemazione dello stadio Ballarin in vista della Serie C dell'Union Clodiense. Continuiamo con la nostra pagina politica. Lo scontro interno al centrodestra passa per le comunali, le europee e anche per l'autonomia. Ieri sera a Ring le parole del coordinatore veneto di Fratelli d'Italia che sulle scelte dei candidati sindaci è lapidario, divisioni per colpa di altri. Nicola Zanetti. È un peccato, lo dico perché da coordinatore regionale che ha lasciato ampio spazio ai propri coordinatori provinciali. Hanno lavorato bene i provinciali. L'hanno provate tutti, in qualsiasi posto, per riuscire a correre assieme. In tanti posti non è stato possibile. Io me ne è un rammarico che ho. Un rammarico, quello del numero 1 dei meloniani in Veneto, che ha il sapore di un messaggio preciso al segretario regionale della Lega, Alberto Stefani, oltre che a Forza Italia. Hai voglia, a dire centrodestra compatto, anche nelle presentazioni dei sempre meno candidati unitari alle comunali, i sorrisi sembrano più di circostanza. Non per colpa nostra, attacca De Carlo, commentando le parole di ieri del segretario regionale del Carroccio.
Sopra i 15.000 su 23 comuni la Lega è riuscita a portare a casa 13 candidati sindaco, quindi una trattativa molto importante tenendo conto anche delle proporzioni tra i partiti politici della coalizione. Io sarei stato contento se quei 13 sindaci fossero stati sindaci anche della Lega, ma che esprimevano l'intera coalizione. In realtà invece mi pare che alla fine andremo assieme, tutti assieme, solo in 6 comuni. Non siamo stati noi che hanno strappato ovunque. Sotto la cenere covano le braccia di un partito che vuole più spazio e alla fine si torna sempre a un tema solo apparentemente lontano, Palazzo Balbi 2025. Noi siamo stati il collante della coalizione anche quando eravamo percentuali molto più basse. Oggi c'è una Forza Italia che sgomita per reclamare più spazio, doverosamente e giustamente peraltro. C'è una Lega che forse non si rassegna a un po' di cambio dei tempi, sicuramente i voti delle politiche hanno influito su questo atteggiamento e qualcuno dice che abbia influito anche il fatto che Fratelli d'Italia possa dire, reclamare o pensare di poter avere una classe dirigente per affrontare anche le prossime sfide regionali. Se si pensa che un'alleanza funzioni sempre che qualcuno ti porta i voti con le orecchie mentre gli altri svuotano il secchio, io credo che non sia così. Tutto è chiaro, passerà per le europee e per l'autonomia. Il 29 aprile è il voto del DDL Calderoli alla Camera, data cruciale per la Lega perché consentirebbe il via libera definitivo prima delle urne con, spera il Carroccio, un effetto onda sugli elettori. Ma un emendamento del governatore calabrese di Forza Italia, Roberto Occhiuto, potrebbe far saltare il banco e rimandare tutto al Senato, quindi se ne riparlerebbe dopo le elezioni. Frenata strategica? Per gli azzurri no, solo la necessità di vigilare su eventuali storture di natura finanziaria. Ma dalla regione il capogruppo della Lega Alberto Villanova tuona. Ho il dubbio che dentro Forza Italia la componente che si oppone alla grande riforma sia già in netta maggioranza. È importante che la Lega non freni e noi andiamo avanti per la nostra strada. Penso che ci siano ancora gli spazi alla Camera per discutere, per fare proposte e dopodiché la Camera dovrà esprimersi. Per Fratelli d'Italia invece sono timori che nascondono altro. Oggi se ci sono passaggi parlamentari chiari lo si deve al governo Meloni. Non rendersene conto, avere paura di Meloni sotto il profilo dell'autonomia è la stessa paura che si può avere sotto il profilo di chi farà il governatore. Rimaniamo in regione perché la giunta regionale appunto ha approvato il nuovo piano energetico da ben oltre 7 miliardi. 7 miliardi di euro in investimenti per i prossimi 7 anni. La giunta regionale ha approvato il nuovo piano energetico, una transizione che porterà nel 2030 ad avere circa il 43% di energia ottenuta da fonti rinnovabili. È stato presentato a Palazzo Balbi dal presidente Zaia e dall'assessore Marcato. Non abbiamo vento e quindi l'eolico non è assolutamente sfruttabile e dobbiamo andare evidentemente su idrogeno, fotovoltaico, pompe di calore, biometano sostenibile, quindi impianti di biometano. Ecco, questa è la nostra filosofia. Tutto quello che ha mosso il piano però è una convinzione che non esiste una transizione ambientale ed energetica vera senza una sostenibilità economica e finanziaria. Ecco, questo va sottolineato assolutamente. L'insieme delle azioni infatti avrà un impatto economico di 20 miliardi con l'impiego di 100.000 addetti. Le risorse a disposizione sono 273 milioni di fondi comunitari, 5 miliardi e mezzo da PNRR, 1 miliardo e 2 da fondi europei REPower, 226 di fondi statali, 92 milioni di fondi regionali. Nel capitolo decarbonizzazione figurano il potenziamento delle rinnovabili, dell'autoconsumo, del trasporto green. Per l'efficienza energetica sono previsti interventi nel settore civile e pubblico, oltre che nei trasporti. Per la sicurezza energetica il potenziamento e l'efficientamento delle infrastrutture. Il piano prevede che da qui al 2030 si passi da un 34 che abbiamo oggi di produzione in loco di energia da fonti rinnovabili al 50%, proprio perché ci siamo resi conto della fragilità energetica che abbiamo non solo noi, ma anche paesi che ci indicavano come dei riferimenti assoluti. Penso alla Germania, che era la principessa mondiale e campione mondiale di energie rinnovabili, hanno chiuso un tubo e la Germania oggi è in recessione. Nel piano sono previsti fondi anche per il contrasto alla povertà energetica. A Porto Marghera e Padova invece si svilupperanno le Hydrogen Valley. Uno a Porto Marghera evidentemente per la capacità logistica che ha e per le aree in disponibilità, e uno a Padova perché c'è l'università e c'è tutto il tema della ricerca, dove facciamo ricerca e produciamo idrogeno verde, quindi insomma idrogeno che sia compatibile con la transizione energetica.
Attenzione a Mestre domani per la fine del Ramadan. Mentre continuano le prove di dialogo per superare il clima infuocato innescato da due gruppi contrapposti di giovani bengalesi che nelle ultime settimane hanno seminato il terrore a Mestre, c'è preoccupazione per la festa di chiusura del Ramadan, che dopo la preghiera di mercoledì mattina alle 8:30 al Parco Piraghetto di Mestre prevede ritrovi tra amici e parenti. Una giornata, evidenzia uno dei referenti della comunità bengalese, che dovrà essere solo di festa. Siamo dai 3.000 massimo 4.000 persone. Il primo anno che abbiamo fatto tanti anni fa eravamo 500, poi dal 500 siamo arrivati a 1.500, l'ultimo anno 2.500, ma quest'anno presumiamo che arriviamo fino a 3.000. E là io non voglio vedere queste cose qua, quindi io per quello che posso ho segnalato alle forze dell'ordine gli eventi che facciamo e ho chiesto un po' di supporto. Aulader non vuole che a causa di questi nuovi gruppi ci rimettano le persone oneste della comunità bengalese. Noi non vogliamo che queste mele marce, queste persone rovinano l'immagine di questa bella comunità che fa fatica a integrarsi, però cerca di integrarsi, cerca di lavorare, cerca di avere una vita tranquilla e sana. E quindi quello che è successo, loro hanno capito i loro errori, perché io personalmente sono stato a parlargli e gli ho spiegato che comunque quello che è successo non si fa, perché questo è un paese di diritto e questo non vuol dire che ognuno fa quello che vuole. Cambiamo argomento. Il professor Amerigo Restucci è l'elemento di continuità nel nuovo consiglio d'amministrazione della Biennale di Venezia al servizio di Lorenzo Maier. Ringrazio Tamara Gregoretti, nuovo componente del Consiglio d'amministrazione, ringrazio Amerigo Restucci, il professor Restucci, che è colonna del Consiglio d'amministrazione. Citato dal presidente Pietrangelo Buttafuoco nel suo primo discorso ufficiale, il professor Amerigo Restucci risponde così. Ho chiesto di incontrare il presidente Buttafuoco. L'ho visto 2 giorni prima, abbiamo avuto una lunga conversazione di circa un'ora dove ho colto uno spessore culturale veramente singolare del personaggio. Abbiamo spaziato da vari argomenti, ha ribadito che vuole portare avanti le idee che sono già state costruite sulla Biennale. Amerigo Restucci, delegato dal governatore Zaia, sarà l'elemento di continuità insieme ovviamente al sindaco Brugnaro, vicepresidente per statuto della Biennale di Venezia, tra il vecchio e il nuovo CDA, molti gli incarichi che il professore dovrà portare avanti per la città, tra i quali quello di primo procuratore vicario della Procuratoria di San Marco, dopo le dimissioni di Carlo Alberto Tesserin. Tornando alla Biennale, dice ancora. Presidente Buttafuoco di dire che ha incontrato tutti i dipendenti della Biennale, anche questo è un bel segnale positivo, e poi tra le altre cose ha detto che è importante mettere a punto la sistemazione dell'archivio storico della Biennale. Si sta restaurando l'edificio importante dell'Arsenale di fronte alle Corderie e potrà diventare proprio il segno di una continuità storica di tutto quanto la Biennale ha fatto negli anni, dal 1895 in avanti. Tutti gli artisti che fanno mostre nel mondo hanno mandato e mandano i cataloghi. A Venezia adesso il liceo Benedetti sta festeggiando i suoi primi 100 anni. Vediamo. L'Istituto Scolastico Superiore Benedetti Tommaseo, scientifico e linguistico di Venezia, festeggia i suoi primi 100 anni di storia, un compleanno importante. Nel 1923 nacque a Venezia, in fondamento a Santa Giustina a Castello, lo scientifico Benedetti, ancora oggi uno dei licei più rappresentativi e prestigiosi della città. L'Ateneo Veneto ha aperto le sue porte alla scuola per ospitare la proiezione del documentario Mare Nostrum del regista e sceneggiatore Fabio Masi. Marco Vianello è il dirigente della scuola. Questa proiezione tavola rotonda si inserisce nel centenario del Benedetti Tommaseo, nei festeggiamenti della nostra scuola, che nasce il Benedetti nel 1923 e c'è anche il decennale, il festeggiamento del decennale dell'unione tra i 2 istituti storici di Venezia, il Benedetti e il Tommaseo. A fare gli onori di casa per l'Ateneo Veneto il socio ed ex allievo del Benedetti, avvocato Simone Zancani. È una giornata molto importante
importante per l'Ateneo Veneto perché apre le sue porte a oltre 150 studenti del Liceo Benedetti, apre per molti di loro è la prima volta che verranno in Ateneo Veneto e visiteranno questo che è un luogo del cuore dei veneziani. L'occasione di festeggiare i 100 anni del liceo, un'occasione speciale anche per noi. Mare Nostrum, come spiega il regista, affronta il tema dell'immigrazione. Io in realtà ho fatto poco, nel senso che raccontano molto i contenuti che a tratti dirompenti e le immagini. È un racconto non solo di questo, diciamo, delle tratte del Mediterraneo, ma di tutte le rotte migratorie, anche quella dei Balcani. Ora io vi lascio al meteo, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Bentrovati al meteo. Veloce cambio di scenario, tornano piogge e aria fresca, ma per poco. Vediamo intanto il dettaglio di mercoledì 10 aprile. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, con cielo in prevalenza nuvoloso. Avremo precipitazioni anche a carattere di rovescio, ma in diradamento dal pomeriggio sera. Le temperature saranno in calo, minime tra 10 e 14 gradi, massime tra 15 e 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso molte nubi, come ci mostra la grafica, con deboli piogge sparse via via in esaurimento con il passare delle ore. Temperature minime sugli 11-15 gradi, massime comprese tra 18 e 19 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, anche qui rovesci ovunque, e migliorerà poi nel corso della notte. Temperature minime sui 9 gradi, massime intorno ai 14-15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.